3, 2, 1, il turismo. Sì, il turismo, esatto. Lo sapete, non c'è problema. Esatto. Vai con la prima notizia. Dai, perché c'è l'8 marzo, quindi dal 6 all'8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, torna in 5.000 piazze italiane Gardensia, l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. La cosa che mi fa impressione è che ci sono 144.000 persone in Italia che hanno questo problema e quindi la ricerca è importantissima e soprattutto questa cosa colpisce le donne e quindi è molto importante fare qualche cosa proprio su questo tema. Quindi dal 6 all'8 marzo Gardensia. Gardenie e ortensie, ovviamente. Esatto. Una notizia abbastanza fresca, è roba fresca. Allora, l'America's Cup, il più famoso trofeo dello sport della vela, sì, nonché la più antica competizione sportiva internazionale. Di. Ecco, nel 2027 la faranno a Napoli. Oh, benissimo, che bello, sono contenta, perché è da tempo che si era insomma pensato a Napoli, no? Sì. E Napoli promette di non fare cementificazioni e cose brutte, insomma così, in occasione di questo, ma anzi di promuovere proprio il territorio. Sì. Hanno detto per esempio che non faranno un'altra pista da bob. Proprio non gli serve, credo proprio che non gli serva. Certamente non gli serve. Comunque dai, ci sono tanti luoghi da promuovere a Napoli, naturalmente, Napoli in campagna in generale e devo dire che noi abbiamo raccontato la campagna divina, cioè quell'aspetto della campagna di Napoli femmina e quindi dal lago dell'Averno alla grotta della Sibilla, se volete vedere, ecco questo un piccolo accenno proprio su questo tema. Perché? Perché la regione ha promesso di promuovere il territorio in occasione di questo quindi grandissimo evento. potete andare a vedere anche questi filmati su Italia Slow Tour o su naturalmente per caso TV e trovate la campagna divina Napoli. Lago d'Averno, l'entrata dell'Averno, dell'inferno secondo Virgilio, secondo l'Eneide, ma anche naturalmente un fatto naturale. Certo, questo è il cratere di un vulcano che in questo caso è spento e che si è riempito d'acqua ed è diventato appunto questo lago, ma qui il vulcano è ovunque, lo abbiamo sotto l'acqua, nel mare, lo abbiamo tutto qui attorno, addirittura quando si risveglia il vulcano crea delle montagne, come nel caso del Monte Nuovo, che nel 600 apparve improvvisamente in una notte. Ed è così, qui sono i Campi Flegrei, è questa zona del Napoletano che è un vulcano. A tenerlo buono c'è una strega, una fata, una maga, una sibilla, la Sibilla Cumana. E allora non mi resta che andarla a trovare. Sibilla forse era un nome proprio, il nome di colei che dava i responsi per intercessione del dio, solitamente Apollo. L'antro della Sibilla. Dove sarà? Qua. Anch'io sono qui per un responso. Sibilla! Comunque, questo posto è molto più grande di come me lo immaginavo, da come si vede nelle foto. Assomiglia alla tomba di Atreo, assomiglia al pozzo di Santa Caterina in Sardegna, cioè quella struttura. Questa galleria è veramente straordinariamente tecnologica perché comunque è una pietra tutta intagliata e tutta scavata nel tufo direttamente della roccia e sicuramente aveva uno scopo di tipo tecnico. Poi naturalmente è diventato anche il luogo
della Sibilla, cioè dove venire a chiedere il responso, in un luogo sacro, ma chissà che cos'era all'origine e chissà quanto antico è. Sibilla, voglio un responso. Il mio quesito è semplice e ha a che fare col mio futuro. Eccoci! La Sibilla vaticinava e lo farà ancora per me in trance tramite le foglie. Zoe, andrai, tua figlia, tu, in viaggio. Tua figlia in viaggio. Tu andrai con Zoe. È Sibillino. Del resto è una Sibilla. In viaggio tu andrai in viaggio con tua figlia Zoe. Ecco il responso. Io andrò alla ricerca del divino femminile in Campania con mia figlia Zoe. Cosa diceva Tiziano Terzani, grande viaggiatore? Sì. I libri sono i migliori compagni di viaggio. Infatti c'è ultimamente questo filone che si chiama Book Vacation, che vabbè è un nome già inglese solito, per dire che sono dei viaggi letterari. Certo. Per esempio, dal 21 al 25 aprile torna una nave di libri per Barcellona. È da un'idea di Agra Editrice, è una traversata del Mediterraneo che approda a un festival letterario itinerante verso la Catalogna. Cioè bellissimo. La nave, che è una Grimaldi, partirà da Civitavecchia il 21 aprile, tappa a Porto Torres il 22, approda a Barcellona il 23 e lì c'è la festa di San Jordi, o Gordi, non so. La giornata in cui i catalani celebrano l'amore e la cultura scambiandosi rose e libri in ogni angolo della città. Che bello. Vai avanti, che ci sono altri viaggi letterari. Ma un altro modo di fare viaggi letterari è andare a Malta. Ci siete mai andati? Io ci sono andata. Malta è bellissima, ci sono come dire tante cose che sono successe a Malta. Il grande assedio del 1565, quando i cavalieri di Malta difesero in qualche modo la cristianità contro l'impero ottomano. Ma c'è naturalmente l'Odissea e quindi ci sono tutti questi luoghi che ci ricordano Calipso, eccetera, eccetera, e fondamentalmente ci ricordano la Dea Madre. Quindi importantissimo pensare a Malta, viaggiare verso Malta e magari leggere il libro di Federica Brunini, che è molto seguita appunto su Malta. Ecco, adesso dobbiamo concludere ribadendo Per Caso che cosa? TV. Ah certo, Per Caso TV, perché come no? Tutto lo trovate su Per Caso allora, TV. Tutto trovate su Per Caso TV. Ma dove lo trovate Per Caso TV? Tu che sei esperta? È su YouTube. Allora, guardate, sì, intanto guardate lo stemma lì, come si chiama, il logo, no? Guardate il logo e lo trovate, andate su YouTube e cercate Per Caso TV e ci trovate. Lì trovate tanta di quella roba che vi viene mal di testa dalla roba che c'è, perché ci sono i viaggi in Italia come Slow Tour, ci sono i viaggi culinari, gastronomici, sì, agricoli con Patrizio che su Slow Tour Padano, e poi ci sono i viaggi che ho fatto io, di tutto e di più, e quindi e anche le interviste particolari, quelle che insomma sono un po' di confine, diciamo, ecco, su appunto ai confini della realtà. E comunque anche nei televisori smart trovate sempre, cercate e ci trovate, e poi ci trovate anche su Amazon Prime, quindi andate a cercare, trovate con Susi Bledi, Polinesi, cercate,
Insomma, se ci cercate ci trovate. Non è difficile. Ecco, scusate, io devo scappare perché appunto domani, sabato, io a Venezia, al teatrino di Palazzo Grassi, partecipo a una installazione e faccio Matisse. Matisse. Matisse.